tra il 95 e il 2000. La Lotus viene acquistata da un imprenditore italiano che mi chiede, dato che ero già coinvolto per altre cose, mi chiede di capire quale tipo di nuovo prodotto potesse essere inserito nella gamma Lotus, che era un po' datata. E da appassionato la prima cosa che ho potuto suggerire è stata di ritornare, diciamo, alla filosofia di Colin Chapman, fare macchine leggere e che diventano immediatamente facili da guidare, divertenti, anche relativamente economiche, e quindi a questo punto è nata l'idea della Lotus Elise, che si chiama fra l'altro come la nipotina del proprietario dell'azienda, e nel giro di 3 anni praticamente abbiamo sviluppato questa cosa che con grande soddisfazione oggi viene ritenuta la Lotus che ha salvato la fabbrica dalla chiusura. Siamo nati nel 2012 con sede a Montecatini Terme, quindi in Toscana, però il club ha avuto fin da subito l'ambizione di essere un club Lotus italiano e difatti vantiamo con orgoglio soci da tutte le parti d'Italia e anche all'estero, quindi Svizzera, Germania, Grecia. La nostra finalità è quella di condividere questa passione su strada e in pista. È una linea particolare, ma poi soprattutto perché è una macchina molto leggera, molto reattiva. In alcuni modelli le motorizzazioni sono molto piccole, di cilindrata, pochi cavalli, ma la macchina è un guanto, la indossi come un guanto, e le altre macchine ti trasportano e la Lotus invece la guidi. Il raduno voleva essere un tributo alla 1000 miglia, chiaramente la 1000 miglia è lunghissima perché partendo da Brescia arriva fino a Roma e ritorna nuovamente a Brescia. Noi abbiamo fatto un piccolo estratto cercando di selezionare percorsi più spettacolari, più impegnativi. Siamo partiti da Perugia, poi abbiamo fatto la Val d'Orcia, Sosta Monteriggioni, poi abbiamo fatto le colline del Chianti, ci siamo fermati a Barberino e dopodiché la mattina, il day 2, oggi quindi siamo ripartiti facendo Passo Futa, Passo Raticosa, Bologna, Mantova e poi arriveremo a Brescia. Abbiamo scelto Mantova chiaramente perché oltre ad essere un percorso da 1000 miglia è anche la città natale del campionissimo Nuvolari, che ha vinto anche la 1000 miglia tra le altre cose, tra le altre corse, e quindi volevamo venire qua per visitare, insomma, il museo, grazie anche all'apporto della scuderia Tazzo Nuvolari che ci ha dato una mano in questa organizzazione. Tazzo Nuvolari non ha mai guidato una Lotus perché a quel tempo le Lotus praticamente erano inesistenti, però ha sempre capito, Nuvolari da buon tecnico, che la leggerezza era la base del risultato positivo, perché ovviamente la leggerezza mette in minor impegno il motore, i freni e tutto. Al di là di essere stato un personaggio anche a titolo personale di grande spessore, ha vinto con qualsiasi tipo di macchina, quindi credo è stato definito il primo pilota moderno di un'epoca passata.